Premetto che non alleno velocisti, alleno da 12-13 anni, quindi nell'arco di questo tempo mi è capitato di allenare anche ragazzi che facevano velocità, che hanno fatto ostacoli, però ecco, sono un po' più indirizzata ad allenare i salti. Partendo dal presupposto che credo che per saltare in lungo bisogna essere veloci, io la mia saltatrice in lungo l'anno scorso ho fatto fare 11,70. Però se mi domandate come hai fatto a farle fare 11,70, io posso dirvi che per quanto comunque tantissime persone mi dicono falle fare velocità, è una velocista, io vi dico, io non credo che se Carol facesse solo velocità andrebbe più forte. Ed è per questo che l'unica cosa che posso fare questa sera è parlarvi un pochino di quello che io ho fatto con questi ragazzi e quindi magari ragionare insieme se vale la pena o non vale la pena. Comunque, i miei velocisti hanno sempre saltato e sempre fatto ostacoli, i miei ostacolisti hanno sempre fatto velocità, hanno sempre saltato, quindi al di là che non penso assolutamente di poter essere in grado di allenare prove multiple, però credo che al di là di un lavoro di forza generale che credo comunque indispensabile, io con gli allievi ho sempre fatto lavori di forza generale senza mai utilizzare sovraccarichi o pesi, però un lavoro di forza per me è importante. Se un ragazzo è capace di saltare e di fare gli ostacoli, corre anche veloce. Questa è la mia idea, ok? Perché sa usare i piedi, possiamo fare tutte le andature del mondo e sono importantissime le andature, però non lo so, vi ripeto, non ho mai pensato a far fare ad un mio ragazzo velocità. I miei ragazzi hanno sempre fatto un pochino di tutto. Dopo sono convinta che un ragazzo arrivi a una certa età e debba decidere che cosa gli piace di più e sicuramente deciderà per la specialità in cui riesce meglio. Questo non vuol dire che io a Carol continuo a far fare gli ostacoli. Dopo che vada in gara e faccia gli ostacoli, anche no, però al campo lei fa gli ostacoli. E per quanto riguarda la corsa, anch'io come Daniele, sì, qualche 300, ma qualche 300, non vado mai oltre 200, ma perché non mi serve. Invece ho trovato molto utile fare dei lavori in corsa in decontrazione sui 120, mettendoci alla fine 30 metri di skip. E io questo lavoro lo uso molto e lavoro molto con della corsa, anche se con dei recuperi abbastanza brevi, comunque sempre una corsa tecnica in decontrazione, anche senza le braccia, solo cercando di usare i piedi. Questo è quello che penso e quello che uso, insomma. Quindi sono stata molto breve. Siete contenti? Grazie. Allora, lei ha messo l'accento sul fatto che non fa una sola specialità, ma prepara i giovani come deve essere fatto, anche perché a quell'età è difficile capire se sia un saltatore, l'ha spiegato bene lei, un ostacolista oppure un velocista. L'altra cosa che mi ha colpito, anche se io l'avrei fatto vista l'età dei ragazzi su una distanza un po' più ridotta, è fare lo skip alla fine di un allungo di 120 metri, è un po' lungo, però l'idea ti direi che è geniale, perché mette l'attenzione sui piedi nel momento in cui va in difficoltà. Lo skip è l'esercizio per eccellenza dove il piede, l'arto è disteso e lavora a pieno. La combinazione è un pochino troppo impegnativa, però diciamo come idea è notevole.